Presentiamo un prodotto specifico per il mondo delle piccole e medie imprese, ma in particolare per il mondo dell'artigianato, dove andiamo finalmente a erogare credito diretto. Cosa significa credito diretto? Significa che il Confidi erogherà direttamente i fondi a favore delle imprese, in questo caso del mondo artigiano, fino a 50.000 euro, in modo di favorire anche un accesso a un costo inferiore rispetto a quello che potrebbe essere il mondo bancario. Non dobbiamo illuderci che i momenti possono diventare più facili, ma dobbiamo imparare a cavalcare quella che è la difficoltà dell'economia attuale. Un nuovo strumento illustrato da Cristian Vida nel giorno di vigilia del passaggio da Confidi Friuli a Fidi Impresa Friul Veneto a sostegno economico con credito diretto alle piccole imprese del settore dell'artigianato, operazioni che trovano il consenso della Camera di Commercio Pordenone Udine. Sì, oggi presentiamo un nuovo prodotto attraverso un percorso innovativo per quello che fino ad oggi era la Confidi Friuli, domani sarà il Confidi che unirà il Friuli al Veneto e sarà il settimo Confidi di dimensione italiana. È importante evidenziare quello che in questo momento la nostra regione attraverso tutte le sue strutture, quindi le società regionali nel mondo finanziario, ma i confidi in particolar modo quelli vigilati, stanno mettendo a disposizione per favorire sia lo sviluppo dell'economia ma anche per il sostegno economia, quindi c'è un duplice ruolo. Regione vicina anche in questo caso, come testimoniato dall'assessore Sergio Emidiobini. L'ulteriore strumento intelligente che i confidi del Friuli Venezia Giulia hanno messo a disposizione delle micro e delle piccole e medie imprese della nostra regione, che sono quella tipologia di imprese che forse più di altre necessitano di sostegno in momenti come questi di grandi trasformazioni e non molto, come dire, felici per l'economia in generale. Quindi strumenti che permetteranno a queste imprese di approvvigionarsi con tagli piccoli, quei tagli che magari le banche non sempre sostengono.